Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Alle principali notizie. A Niscemi la frana rallenta ma non si ferma. Crollata la fontana d'autunno, caratteristica della città. Precipitata anche l'auto in bilico, simbolo del disastro. Più di 350 le richieste di assistenza e ristoro presentate in comune. Santa Tecla in ginocchio, il doppio ciclone nel borgo marinaro di Acireale è desolante. L'esercito dei volontari svuota senza sosta abitazioni, cantine, garage. Il sindaco Barbagallo chiede interventi immediati. 1000 migranti morti in mare nei giorni del ciclone Harry. L'agghiacciante conta di questa strage silenziosa è della ONG Mediterranea, che parla della più grave tragedia migratoria degli ultimi anni. Catania, devoti tutti, la nostra diretta per la festa di Sant'Agata ha seguito stamattina l'uscita della carrozza del Senato e la processione per l'offerta della cera. Sempre a Catania, stasera il concerto dell'orchestra giovanile del Conservatorio Bellini, il coro lirico siciliano e poi i fuochi della sera del 3. Emergenza scuole a Palermo, pezzi di intonaco che crollano, aule al freddo, studenti costretti a studiare con le coperte. Siamo a febbraio e i guai di inizio delle lezioni non sono stati risolti. Cinema, l'attore siciliano Ninni Bruschetta interpreta il capomafia Messina Denaro nella fiction L'Invisibile. Per raccontare il bene, dice al nostro microfono, a volte bisogna rappresentare il male. Calcio, il Palermo chiude il mercato con 2 colpi in extremis, Johansen e Rui Modesto, e sabato al Barbera arriva l'Empoli. Catania-Trapani verso un altro rinvio. Bentrovati a Niscemi, 9 giorni dopo la frana. Il movimento del Cosone rallenta ma non si arresta. Questa mattina è crollata una fontana caratteristica della città ed è precipitata anche l'auto in bilico, quella che era un po' il simbolo di questo disastro. Resta alta l'allerta nella zona rossa. Le ultime notizie da Geritalia. All'alba del 9° giorno dalla frana il sole splende caldo su Niscemi, la frana rallenta ma non si è ancora fermata. Nelle ultime ore è caduto un altro simbolo della città, la fontana d'autunno al Belvedere è rimasta sospesa per giorni e crollata improvvisamente. Crolli definiti fisiologici e attesi dalla protezione civile soprattutto per gli edifici che si trovano entro i primi 50 metri dal fronte della frana. Questa è una delle barriere che delimitano la zona rossa, i 150 metri di fronte della zona rossa. Di questo limite ne ha parlato nei giorni scorsi il capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano, dicendo che l'ultimo versante, quello dei 50 metri, è ormai praticamente irrecuperabile, quindi tutte quelle case che si trovano in quella zona non potranno mai essere recuperate. Diversa è la situazione per le case da questo lato, quelle che vediamo qui alle mie spalle, che qualora la frana dovesse rallentare ulteriormente potrebbero essere liberate dalla zona rossa. La Protezione Civile Nazionale invita però alla massima prudenza. Prima di qualsiasi decisione si attendono gli esiti delle indagini condotte dai tecnici dell'Università di Firenze, chiamati a ridefinire le fasce di rischio. È una condizione subordinata ovviamente al giudizio complessivo del fenomeno. Diciamo che ci vuole cautela e aspettiamo, ripeto, semplicemente il giudizio complessivo delle strutture tecniche che sono state incaricate. Intanto questa mattina alcune famiglie sono riuscite a rientrare temporaneamente nelle proprie abitazioni per recuperare effetti personali, accompagnate dai vigili del fuoco e dai volontari. Ancora sono rimasti altri vestiti, mia nipote da noi ce li avevamo, i vestiti, noi non giocavamo, da noi. Sono 352 le istanze presentate al comune di Niscemi solo nella giornata di ieri per accedere alle misure di assistenza e ristoro. I moduli sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente. Da oggi viene inoltre rafforzato il dispositivo di vigilanza. 20 militari dell'esercito presidiano i varchi della zona rossa mentre New Jersey in cemento bloccano le strade interdette al traffico. Dal giorno della frana i vigili del fuoco hanno effettuato 669 interventi di accompagnamento nelle case evacuate, 65 solo ieri. Resta invece vietato l'accesso agli immobili nei primi 50 metri dal fronte frana, dove il rischio resta ancora estremo.
Gli Angeli del Fango, volontari in azione nel borgo marinaro di Santa Tecla, devastato dal ciclone Harry. Il sindaco di Acireale Barbagallo dice ora servono interventi immediati. Tonino De Mana. Vanno avanti e indietro con le carriole, si fanno largo tra le macerie lasciate dal ciclone Harry a gruppi, portano via i materiali più pesanti, si cerca di salvare quel che si può, poco per la verità, i corpi stanchi, negli occhi la disperazione di chi ha paura di non farcela. Santa Tecla, borgo marinaro di Acireale, cerca di reagire e soprattutto di ripartire, anche se l'umore non è dei migliori. Ecco quel che resta di un ristorante. Solo i pilastri, i muri non sono rimasti solo i pilastri dell'immobile, della cucina. Poi sono rimasti 4 macchinari che sono ferro vecchio in realtà. Come si può pensare a ripartire? Cosa serve nell'immediato? È difficile pensare positivamente in questo momento perché non arrivano aiuti, non si hanno notizie certe. Via Ascanio è un deposito di materiali inerti. Il titolare di un B&B non si dà pace. Il mare ha fatto da devastazione, è riuscito ad entrare proprio sino a dentro la nostra abitazione. Ancora siamo in fase di quantificazione, ma la stima è davvero importante, superiamo 100.000 euro. Il sindaco di Acireale Barbagallo non si ferma un attimo, osserva quasi smarrito e sollecita interventi immediati. C'è gente che oggi non ha più una casa, però c'è la speranza appunto di ripartire in tutti i nostri borghi perché, ripeto, i danni non sono solo su Santa Tecla, sono in tutti e 5 i nostri borghi, sono su tutta la Sicilia orientale. Ci aspettiamo chiaramente gli interventi concreti e siamo sicuri che arriveranno da parte del governo regionale e nazionale. Intanto l'esercito dei volontari, formato da tanti giovani a supporto di residenti e operatori, non conosce pause e svuota abitazioni, villette, cantine e garage in un gesto concreto di solidarietà che dopo Stazzo abbraccia idealmente la martoriata Santa Tecla. Dopo il ciclone Harry potrebbero essere dispersi nel Mediterraneo fino a 1.000 migranti. L'allarme delle ONG parla di una strage silenziosa con decine di barconi mai rientrati. I dati ufficiali confermano per ora un dato comunque impressionante: 380 dispersi. Davide Sardo. Un mare che inghiotte vite nel silenzio. Fino a 1.000 migranti potrebbero essere dispersi nel Mediterraneo dopo il passaggio del ciclone Harry e l'allarme lanciato da Mediterranean Saving Humans sulla base di nuove testimonianze raccolte tra Libia e Tunisia. Secondo la ONG si profila la più grave tragedia migratoria degli ultimi anni su questa rotta, mentre denuncia la presidente Laura Marmorale, Italia e Malta restano immobili senza avviare operazioni di ricerca e soccorso. L'unico dato ufficiale dell'Autorità Marittima Europea parla di 380 dispersi al 24 gennaio scorso. Ma le testimonianze raccolte a Sfax in Tunisia descrivono uno scenario ben più drammatico. Decine di imbarcazioni partite durante il ciclone con mari in tempesta, molte delle quali non hanno mai fatto ritorno. Emergono nuovi nomi, persone che sapeva essere partite e che oggi risultano irraggiungibili senza notizie né conferme. Sul caso interviene il ministro degli esteri Antonio Tajani, che accusa duramente i trafficanti. Sono criminali assassini, non si manda una barca in mare sapendo di condannare a morte chi è a bordo. Intanto il Mediterraneo continua a restituire assenza, non risposte, e il bilancio delle vittime potrebbe essere ancora più alto. A Catania adesso collegamento in diretta con Luca Ciliberti per l'inizio dei festeggiamenti per Sant'Agata. A te Luca. Prima giornata convenzionalmente di festa di Sant'Agata, oggi giorno 3, Catania si riempie di devoti, di fedeli, di appassionati di questa festa di Sant'Agata che oggi con la processione dell'offerta della cera entra nel vivo. Prima ancora l'uscita, così tradizionalmente detta gergalmente, l'uscita della carrozza del Senato che anticamente raccontava il Senato cittadino che amministrava la città, che riabbracciava la città proprio nei giorni dei festeggiamenti per la Santa Patrona. Oggi giornata intensa, anche favorita dal bel clima della giornata, sole, insomma temperatura mite, quasi primaverile, ha consentito a tanti catanesi di partecipare, seppur in un giorno lavorativo, a questo primo festeggiamento. Alle 10 nel Salone della Villa Bellini c'è stato il raccoglimento, la consegna della mazza, poi insomma l'uscita delle carrozze del Senato intorno alle 12 e adesso, lo vedete alle mie spalle in diretta,
è appena terminata la processione dell'offerta della cera, con la quale tutti gli ordini della città, dalle istituzioni agli organi clericali, le associazioni, i vescovi, i seminaristi e anche le associazioni civiche intercedono, chiedono intercessione a Sant'Agata affinché anche questo possa essere un buon anno. Tutto ovviamente nel racconto, almeno quest'anno, col pensiero alle tragedie che hanno investito la Sicilia, prima il ciclone Harry e poi la frana di Niscemi, quindi un pensiero anche ai siciliani che in questo momento stanno combattendo con le loro tragedie. Il racconto di questa giornata ce lo fa Giusy Lazzara in questo servizio. Sono le intuppatedde, velate, vestite di bianco, rappresentano le donne che un tempo giravano travestite durante la festa di Sant'Agata. Oggi attraversano Piazza Duomo e danno la via alle celebrazioni. Come da tradizione partono poco prima delle 12 le carrozze del Senato. Quest'anno sono 3 giovani studenti a salire su una delle carrozze che hanno vinto il concorso con poesie e filastrocche. Per la prima volta la fanfara dei Carabinieri ha intonato inni davanti al sagrato della chiesa di San Biagio. Poi l'atteso arrivo delle carrozze del Senato. Inizia la processione per l'offerta della cera lungo via Etnea fino alla cattedrale. Con devoti tutti, la nostra diretta su Telecolor, Antenna Sicilia e Sicilia Web si arricchirà con RTL 102.5, molte finestre, per raccontare ai suoi ascoltatori in radiovisione i momenti salienti delle celebrazioni. Un filo legherà anche Sicilia Web e il Comitato dei Festeggiamenti Agatini, con la pubblicazione online dell'app che consente di seguire la Santa. Dal team social arriva anche una serata speciale, oggi alle 17 sul palcoscenico del Gatto Blu, il talk in versione podcast. Agata. Un'ultima ora da Palermo, la polizia ha eseguito un'ordinanza di arresto emessa dal GIP nei confronti di 9 palermitani accusati di episodi di estorsione e rapina aggravata, danneggiamento e violenza privata ai danni di attività commerciali, evidentemente per ottenere il pizzo. 8 sono finiti in carcere, 1 agli arresti domiciliari. Sempre più misteriosa intanto la morte dei 3 cacciatori sui Nebrodi. Il più giovane del gruppo, l'ultimo a morire, sarebbe stato colpito 2 volte con 2 armi diverse. Emanuela Corsi. Spino a morire per ultimo nel triplice omicidio di Montagna Reale. Il 26enne, il più giovane tra le vittime, è stato colpito prima al fianco, poi al torace. Quest'ultimo colpo sarebbe stato esploso a una distanza ravvicinata e con un'arma diversa dalla prima. E quanto trapela dall'autopsia effettuata al Papardo di Messina sui corpi dei 3 cacciatori trovati morti lo scorso 28 gennaio in contrada Caristia sui Nebrodi. Con Devi Spino sono stati uccisi anche il fratello Giuseppe e Antonio Gatani, di 82 anni. I corpi erano a 30 metri di distanza l'uno dall'altro. Il procuratore di Patti, Angelo Cavallo, ha effettuato ieri un altro sopralluogo nel sentiero dove sono stati rinvenuti i cadaveri, scoperti poche ore dopo da un motociclista. La procura ha deciso di ritardare la consegna dei corpi alle famiglie. Le salme restano a disposizione dell'autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti. Quel che ormai è certo è che quella mattina in contrada Caristia c'era anche un quarto uomo, un amico di Antonio Gatani, che si era recato con lui nel bosco per una battuta di caccia. L'uomo, che non è indagato, è stato sentito per ore dai carabinieri. Durante la perquisizione della sua abitazione sono state sequestrate alcune armi che saranno analizzate dal RIS di Messina. Resta da capire soprattutto perché l'uomo si è allontanato da quel luogo lasciandogli l'amico, che poi è stato trovato morto assieme ai fratelli Pino. Una versione che non sembra convincere gli investigatori, che mantengono il massimo riservo sulle indagini. Palermo, una stanza trasformata in una serra dotata di sistemi di irrigazione e illuminazione e alimentata, come vedete, da un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. I carabinieri di Carini hanno sequestrato 132 piante di cannabis, queste qui, e denunciato un uomo con precedenti e 2 donne per produzione e detenzione di stupefacenti, oltre che per furto aggravato di energia elettrica.
L'azienda sanitaria di Caltanissetta dovrà risarcire con 350.000 euro una donna per la morte della madre, un'insegnante di Mussomeli, deceduta dopo il ricovero all'ospedale Maria Immacolata Longo. Per il Tribunale gravi ritardi, mancate diagnosi e ingiustificabili omissioni hanno portato alla morte della donna, che era andata in ospedale con forti dolori addominali ed era stata subito dimessa, poi è morta. L'ASPA ha presentato appello. Emergenza scuola a Palermo, pezzi di intonaco che crollano, aule al freddo, studenti costretti a studiare con le coperte. Siamo già a febbraio, ma i guai di inizio delle lezioni sono ancora gli stessi. Marco Gullà. Pezzi di intonaco che crollano, disagi e consueti problemi con i riscaldamenti che non funzionano. Passano gli anni, ma molte scuole di Palermo si presentano sempre con lo stesso abito. L'ultimo episodio è avvenuto all'Istituto Superiore Pareto di via Brigata Verona, dove ha ceduto parte del tetto. L'evento fortunatamente non ha avuto alcuna ripercussione su alunni, ma non solo, perché pur essendo a febbraio molti istituti hanno i riscaldamenti che non funzionano, come in questa scuola, il Perez Madre Teresa di Calcutta. Priva totalmente di riscaldamento. Poi proprio ieri sono caduti anche dei calcinacci all'Istituto Enao di Pareto e anche lì fortunatamente non è successo nulla, ma dopo le piogge consistenti sono questi i problemi che affliggono le nostre scuole. Torno a chiedere un incontro con i vertici della città metropolitana, perché gli istituti secondari di secondo grado, soprattutto della città di Palermo, purtroppo non versano in una condizione buona. Problemi di riscaldamento e manutenzione si verificano anche in altri istituti del capoluogo. Proprio a dicembre una manifestazione di studenti aveva nuovamente sollevato la problematica. Molti alunni sono costretti a portarsi le coperte da casa. È stabile vivere ogni anno lo stesso problema. Ci sono scuole a Palermo e in provincia al freddo e persino elementari e dell'infanzia. Per quanto riguarda gli istituti superiori mancano riscaldamenti in alcune sedi del Marco Polo, del Nautico, del Pareto e allo Struzzo di Bagheria. Perché dobbiamo accettare di studiare al freddo? Il problema si conosce, servono investimenti e volontà politica di risolverlo. Ancora a Palermo per il progetto Prevenzione e Salute. Su un camper esami itineranti con l'obiettivo di promuovere difesa della salute e stili di vita sani. Desiree Ferlito. Un tour partito oggi da Palermo che ha l'obiettivo di sensibilizzare la popolazione verso la prevenzione. Ogni controllo può fare la differenza. Questo è lo slogan che può salvare molte vite. Il camper itinerante attraverserà la penisola con il progetto Prevenzione e Salute, che prevede screening gratuiti e consulenze specialistiche, prevenzione cardiovascolare e la salute femminile. Tanti cittadini a Piazza Verdi che ne hanno approfittato per una visita di controllo. Oggi non parleremo tanto di malattie quanto come evitarle le malattie, e quindi è questo il punto forte di questa manifestazione, che auspichiamo siano sempre più frequenti e sempre più divulgate, perché è importante. Durante la giornata gli stand informativi e gli ambulatori mobili saranno aperti al pubblico, offrendo misurazioni cliniche di base e attività di prevenzione, tra cui misurazioni di colesterolo, glicemia e screening cardiaco, consulenze ginecologiche e senologiche. La campagna Prevenzione e Salute si articola in 19 tappe in tutta Italia, con l'obiettivo di arrivare direttamente ai cittadini e promuovere stili di vita sani. Lavorare nel senso della prevenzione, quindi se non riusciamo a cambiare la traiettoria di vita delle persone e quindi non farle arrivare a una diagnosi conclamata, quella sarà veramente la vittoria. Cinema, l'attore siciliano Ninni Bruschetta interpreta il capomafia Messina Denaro nella fiction L'Invisibile. Per raccontare il bene, a volte bisogna rappresentare il male, dice ai nostri microfoni Orazio Longo. Matteo Messina Denaro, l'ultimo boss mafioso. L'hanno già definita una storia di Stato tra tensione e sacrificio. L'Invisibile, la cattura di Matteo Messina Denaro, è la nuova fiction Rai prodotta da Cam Film con Ninni Bruschetta a interpretare l'ex boss di Castelvetrano. Molto spesso, per raccontare il bene, si deve rappresentare il male, spiega Bruschetta. Quando lo interpretiamo dall'interno, cioè trasferendoci nella condizione spazio-temporale del personaggio, sospendiamo il giudizio sul personaggio e quindi abbiamo un'opportunità in più di raccontare il male dal punto di vista proprio del male,
che forse alcune volte potrebbe risultare anche più efficace, no? Più forte e più diretto nei confronti degli spettatori. Con l'arresto di Messina Denaro è finita la fase della mafia dei killer, ma rimane ancora la mentalità mafiosa dei colletti bianchi che va combattuta a partire dai giovani, dice ancora l'attore siciliano. Quello che dobbiamo fare è soprattutto suggerire, non insegnare, ma suggerire ai giovani che la strada più stretta e più difficile è sempre la migliore. Dalla cinepresa alla macchina da scrivere, il manuale di sopravvivenza dell'attore non protagonista rimane tra i libri più fortunati di Bruschetta, che però avverte. Non importa quanto sia grande, piccolo, quantitativamente il tuo ruolo, ma è importante che invece ci sia un'adesione qualitativa. È la nostra pausa, adesso tra poco il calcio con il Catania che va verso un nuovo rinvio contro il Trapani e il Palermo che in extremis centra 2 colpi di mercato. State con noi. Calcio, ore d'attesa per conoscere la data di Catania-Trapani, quasi certo un altro rinvio e per i rossazzurri la pausa servirà per chiarirsi le idee dopo la batosta presa dal Sorrento. Tonino De Mana. La parola passa alla Lega che deciderà in base alle indicazioni della prefettura di Catania. Di fatto il derby del Massimino tra Catania e Trapani, inizialmente previsto venerdì 6 e poi spostato a 7, potrebbe giocarsi il 18 febbraio. La decisione è stata adottata dal prefetto Signoriello per motivi di ordine pubblico. Non ci saranno le condizioni ideali per garantire un adeguato servizio di sicurezza allo stadio, per non parlare che dopo Sant'Agata alcune strade saranno interdette per la cera. La Lega si pronuncerà nelle prossime ore. In casa Catania intanto è tempo di analisi dopo il flop contro il Sorrento su come la squadra possa essere scomparsa dal campo dopo i primi 10 minuti e dopo il vantaggio, sul perché in trasferta non si riescono a ripetere le stesse prove del Massimino, sull'assenza di reazione e su alcune decisioni tecniche influenzate però dalle pesanti assenze. Di sicuro servirà una reazione d'orgoglio, visto che il Benevento di orgoglio e carattere ne ha dimostrato tanto. Per informazioni chiedere all'Atalanta Under 23 che in vantaggio di 3-1 si è vista raggiungere e poi sorpassare dai giallorossi sanniti che ora guardano tutti dall'alto verso il basso. Il Palermo chiude il mercato con 2 colpi in extremis, Jonsen e Rui Modesto. Va invece alla Juve Stabia Diakité e sabato al Barbera arriva l'Empoli, Marco Gullà. Dennis Jonsen e Rui Modesto, il Palermo piazza 2 colpi di mercato nell'ultimo giorno della sessione, 2 acquisti che permetteranno a Pippo Inzaghi di avere alternative valide per i titolari, anche se Jonsen, considerata la squalifica di Palumbo, potrebbe già giocare sabato al Barbera contro l'Empoli. Rui Modesto invece arriva dall'Udinese con la formula del prestito e obbligo di riscatto condizionato a determinati obiettivi e alla promozione. Operazione definita 3 secondi dal gong, nonostante un leggero stop fisico che lo terrà fuori per un paio di settimane, situazione già nota allo staff. Il club ha deciso di affondare il colpo sul classe 99. Va in prestito alla Juve Stabia Diakité. Prima conferenza stampa invece per Gian Giacomo Magnani, tornato in rosanero dopo il prestito alla Reggiana, parole di ringraziamento per la moglie in terapia per sconfiggere un brutto male. Non ha mai abbassato la testa, è stata forte, molto più di me, e io quello che sono lo devo in gran parte a lei, e se sono qui è anche e soprattutto merito suo. Quindi le volevo dire grazie. Magnani va verso la prima convocazione, probabilmente già per il match di sabato al Barbera contro l'Empoli. E noi ci fermiamo qui, grazie, buon pomeriggio.